casa per rifarsi dopo la sconfitta ai danni del Valdagno, ospiti che non trovano i 3 punti dalla 12ª giornata proprio contro la formazione valdagnese. Dal palazzetto dello spot di Trebaseleghe con Udino Baggio per Roplos, per Union Diavoli, marca futsal. Zandonà a fare muro, quindi la palla sfila, poi scivola Scotton, riparte la marca. Un Garbuio che adesso sterza sulla sinistra di fronte a Beltrame, Garbuio incrocia, si tuffa al porcire la marca, Fraccaro. Zandonà tenta un dribbling ma Sacca gliela porta via, quindi c'è Scotton. Scotton esce la difesa! Il passaggio a Pavanetto che buca così Bresolin sul primo palo. Un destro fulmineo del numero 10, riconquista palla l'Union Diavoli, prima con Sacca, poi Scotton è lucido, conosce a memoria l'inserimento da parte del compagno. 4 minuti. Già prime emozioni al palazzetto dello sport di Trebaseleghe con Pavanetto che punta all'area avversaria. Pavanetto il destro, Bresolin si tuffa. Arrivare l'appoggio per Scotton che si avvicina. Palla al centro, Righi, si gira Righi, Bresolin mette fuori. Al limite dell'area Simonetti. Poi c'è la Torre che si stacca, si scambiano i due. La Torre lasciato solissimo. 11:45 a fine primo tempo, ancora 1-0 avanti l'Union Diavoli. Gol di Pavanetto, intanto lungo Scotton. Scotton, Bresolin si tuffa. Rimesso Union Diavoli, va incontro Scotton, numero di Scotton, Scotton da solo. Scotton il palo, Bresolin 2 volte. Vuole in appoggio ancora Bottega. Poi sceglie ancora di andare dalla soluzione su Garbuio che questa volta va a scaricare per Sacca. Va incontro Pavanetto, ancora il numero 5, una finta a mandare fuori giri. Zandonà alla Torre di prima, bello l'inserimento per Pavanetto. Pavanetto, palla a lato, Dinerragi pronto, arriva il fischio, il tocco per Fraccaro verso la porta. Esce Spagnuolo con il petto. Palla, insiste però Sacca. Resta lì Nureddin Erragi, confusione, quindi la marca può ripartire. Erragi una finta, ne salta uno, 3 contro 1, c'è solo Righi a difendere sulla destra, palla sul secondo palo. Giacomo Fornasier pareggia i conti la marca, contropiede perfetto. Alta a scendere, c'è Zandonà, non ci arriva invece Scotton che può far ripartire la squadra di casa, 2 contro 1, palla dalla parte opposta, Righi, Bresolin. Trascorsi ormai quasi 50 secondi, Giulio Righi dalla battuta di questo calcio d'angolo, palla a cercare Scotton che apre il piattone sul palo, attenzione perché riparte la marca. Umana, Zandonà al limite dell'area, Garbuio si stacca, esce, poi va ad offrire un appoggio per il destro di Umana che si stampa sulla traversa. La sovrapposizione di Scotton, ancora orizzontale però da Giulio Righi. C'è il taglio ora sulla destra di Pavanetto, 1-2 che si chiude con Righi in porta. Bresolin non trattiene e Scotton scaraventa in porta. Vantaggio Union Diavoli. Erragi attende l'Union Diavoli, Erragi da Garbuio che si fa anticipare, poi vince un rimpallo, ancora Garbuio verso la porta, Sacca alla fine Spagnuolo, si salva la difesa sulla fondo della marca, ma Spagnuolo va subito lungo da Pavanetto, al volo per il piazzato. Vicino alla bandierina, si avvicina a Sacca, poi la Torre, trova una deviazione di Gudedi, che consegna quindi il gol all'Union Diavoli. Ben fatto Bresolin che ha fatto il passo per andare verso il centro dell'area. Bottega rimorchio, poi scappa sul secondo palo, un contromovimento, il destro di Bottega, Scotton, quindi può andare Scotton, Bresolin, ancora Scotton, porta sguardo. Fornasier che larga a sinistra per offrire una soluzione Erragi. Fornasier cerca un tocco morbido per il compagno, ma ora Union Diavoli in possesso, sterzata di Pavanetto che poi scarica in porta. Il destro fulmineo del numero 10 Pavanetto che fa doppietta personale, incrocia sul secondo palo, spiazzato Bresolin. Alla retrata Fornasier, una finta, poi cambia direzione, ma Favero gliela porta via. C'è anche Pavanetto, Favero con l'esterno del piede sinistro ruba pallone al 23 Fornasier, poi si trova da solo di fronte a Bresolin e con l'interno dello stesso piede sinistro apre il piattone. Righi alza la testa, poi scappa via sulla destra, accelera Righi, servito al centro, tutto solo Favero. Bresolin, il tocco può arrivare, arriva il fischio intanto del direttore di gara, il destro di Righi, nuovo della barriera, palla ancora viva, appoggio Giulio Righi verso la porta, il primo tentativo addosso all'uomo che esce, si stacca dalla barriera, palla che resta viva, la marca non va in pressing e quindi può appoggiare ancora Righi. La Torre avanza, poi cerca Favero, addomestica alla fine in 2 tempi questo pallone, insiste Fraccaro, si allacciano i due, ancora Favero però in possesso, a dare lo scarico per il destro, la rasoiata vincente è quella del classe 93, il numero 6, capitano Michele Beltrame. Zandonà cercato al centro, Garbuio, interviene Pavanetto, quindi ora Favero, ancora Pavanetto, di nuovo da Favero che appoggia in porta il gol dell'8-1, la doppietta personale per il numero 9. L'alta, la lunga Zandonà, poi adesso un giocatore dell'Union Diavoli si fa rubare così il pallone da Garbuio che appoggia al centro dove arriva Zandonà, il gol della marca. Non manca molto da giocare, certo la marca ha bisogno di un miracolo, adesso intanto Fraccaro, ancora da Garbuio, ci prova con Zandonà, 2 volte Zandonà, Spagnuolo. La Torre, Iapolin
Ancora di tacco a servire la Torre! Golasso di Marco Latorre! Che angolo incredibile, assurdo! La Torre avanza centralmente, Garbuio gli soffia via questo pallone, in mezzo c'è anche Zandonà, Garbuio lo cerca, trova invece la scivolata di Marco Latorre, che sfortunatamente regala di nuovo il pallone al 17, il primo ad insistere. E allora, con il rilancio di Spagnuolo, finisce ufficialmente l'incontro al Palazzetto dello Sport di Tre Baseleghe. Cade ancora una volta la marca futsal di Montebelluna. Periodo nero, non trova pace la squadra di mister Luigi Regondi, che resta in basso alla classifica. Dà invece un'importante risposta all'Union Diavoli di mister Michele Frizziero.